Le due fazioni, tutti cittadini albanesi, si erano dati appuntamento a Mogliano Veneto, in via Italo Svevo, a pochi passi dal liceo Oberto, per un regolamento di conti. I due gruppi erano arrivati armati fino ai denti, coltelli e pistola, una discussione che era subito scoppiata in rissa. Poi i colpi esplosi e i difendenti, che avevano raggiunto 3 persone. Il motivo della controversia era una ragazza moldava contesa fra due uomini. Le indagini, coordinate dai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, si sono concluse. Un'indagine serrata, proprio perché l'episodio aveva destato allarme sociale, soprattutto nella comunità di Mogliano e nei comuni limitrofi. Avevamo da subito individuato un gruppo che poteva corrispondere a quelli che erano gli aggressori e attraverso le attività tecniche siamo riusciti poi a identificare questi soggetti in appunto questi fratelli albanesi residenti nel Veneziano. Si tratta di 3 fratelli albanesi residenti a Mestre. 2 sono stati arrestati, un 31enne sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un 22enne destinatario della custodia cautelare in carcere. Un terzo fratello ha ricevuto l'avviso di garanzia e presto sarà interrogato. I 2 arrestati hanno precedenti penali? Sì, sono tutti con precedenti penali, diciamo per reati contro il patrimonio e contro la persona. L'attività investigativa dei militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Treviso, ha consentito di ricostruire la dinamica dello scontro. Nel corso della violenta rissa erano stati utilizzati coltelli e anche un'arma da fuoco clandestina. A riportare le conseguenze più gravi era stato un 34enne senza fissa dimora ferito da colpi d'arma da taglio e successivamente arrestato nell'immediatezza per aver esploso alcuni colpi di pistola e già condannato. Un 35enne residente a Mestre colpito al torace ed un altro 35enne veneziano che aveva riportato diverse ferite penetranti agli arti e al fianco, anch'essi tutti di origine albanese. Agli indagati sono stati contestati a vario titolo i reati di rissa aggravata, tentato omicidio e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.